Ormai è diventato l'affaire di fine estate, il caso Tacopina che ha rischiato di mettere in crisi la diplomazia calcistica tra Venezia e Padova. Ora arrivano le scuse del sindaco Luigi Brugnaro che dopo le parole del suo collega padovano Bitonci ha deciso di intervenire per calmare gli animi a causa delle offese che il nuovo presidente del Venezia Calcio aveva rivolto alla società biancoscudata, sua rivale nel campionato di Lega Pro appena iniziato. Lo sport è passione e trasporto, non lasciamo però che l'adrenalina del campionato rischi di far pronunciare frasi di forte impatto mediatico, ha scritto in una nota il sindaco di Venezia. Pur comprendendo la passione sportiva, non siamo disponibili ad accettare dichiarazioni che possono offendere la sensibilità dei tifosi, prosegue Brugnaro, che invita a sostenere le squadre senza per questo dover insultare l'avversario. L'ultima volta, l'ultima causa, Padovani, come si dice Padovani? We kick their ass, ok? We will kick Padova's ass, I promise. Non c'è bisogno di traduzione? Scusa Filippo, non capito? Non c'è bisogno di traduzione. Ok, giusto, tu parli bene inglese. Parafrasando le parole del presidente americano Joe Tacopina durante la presentazione in pompa magna della squadra, il Venezia sarebbe pronto a dare un bel calcio nel di dietro ai padovani. A apriti cielo da Palazzo Moroni, il sindaco Bitonci ha preteso subito le scuse puntualmente arrivate da Caffarsetti. Brugnaro, uomo di sport in quanto ex presidente della Reyer, ne sostiene i valori educativi da sempre. Nelle scorse ore anche il prefetto di Venezia, Domenico Cutaia, è intervenuto nella polemica scrivendo una nota al presidente Tacopina. Pur essendo le due tifoserie composte da persone animate da autentico spirito sportivo, c'è sempre qualche sparutissimo gruppuscolo che potrebbe cogliere l'occasione per mettere in atto comportamenti che con lo sport non hanno nulla a che fare, ha ammonito il prefetto.